Bene, questo è il NanoFab, che sta a Venezia, a Marghera per esattezza. Poi c'è il laboratorio EXIN, che è stato creato a Rovigo, che si occupa di tutti i problemi dell'inquinamento dovuto alle nanoparticelle e l'uso di nanoparticelle nel settore biologico. Poi vicino a Treviso c'è un centro di formazione nel settore delle nanotecnologie. E poi a Padova è sorto adesso il LAN, che è un nuovo laboratorio che usa fasci di ioni o di elettroni per scolpire sul materiale delle strutture nanometriche che poi si dovrà applicare, si applicano in certe cose industriali. Deve nascere a Vicenza, però è fermo da molto tempo, un laboratorio che si basa sui polimeri, quindi polimeri contenenti particelle nanometriche. Ecco, qui ho raccolto un po' i rivestimenti nanostrutturati che sono da antiusura, anticorrosione, lubrificanti. Per esempio un grosso problema, voi che sapete, in casa voi avete certamente bicchieri di cristallo. I bicchieri di cristallo, poi i nostri nonni ne avevano molti, contengono piombo. Allora il problema in particolare, che adesso si usano le lavatrici, insomma, messi in lavatrice eccetera, questi bicchieri tendono a perdere del piombo. A questo punto il piombo è pericolosissimo, perché il piombo crea una malattia che si chiama saturnismo. Infatti nel 1800 è stato messo a punto uno strumento musicale che voi certamente avrete visto, che sono, cioè certamente, penso che può essere che abbiate visto, sono dei bicchieri impilati uno sull'altro, quindi sono uno dentro l'altro, sono delle coppe, una dentro l'altro. Si chiama glass armonica questa. E il suonatore con le mani bagnate strofina sopra questi bicchieri e questi emettono dei suoni. Chiaramente, basandosi sul tipo di bicchiere e così via, avete tutta la scala dei suoni. Mozart ha scritto della musica per questo tipo di strumento che si chiama glass armonica e è andato molto di moda. Donizetti ha scritto e altri musicisti. Il grosso problema è che con la mano bagnata d'acqua, strofinando sul bicchiere, dopo un po' viene fuori del piombo. Il piombo viene aspirato dal musicista e si crea questo saturnismo, che è una malattia del cervello in cui uno diventa rimbambito. Tanto che è stato poi nel Novecento, nel Novecento è stato vietato questo. Quindi questo problema dei bicchieri di cristallo ha fatto sì che per esempio gli americani hanno fatto una legge che vieta la vendita in una certa regione degli Stati Uniti di bicchieri di cristallo. Allora ci sono dei produttori di bicchieri toscani che si sono rivolti a noi per capire cosa fare. Si sta studiando un ricoprimento, specialmente la parte dove uno mette la bocca, cioè la parte superiore, per impedire a questo piombo di uscire. Va bene, poi ci sono rivestimenti per le lenti, antiriflesso, applicazioni meccaniche. Ecco, uno studio che stiamo facendo è per le signore, perché i gioielli, le signore molto spesso non si devono offendere, quando parlano eccetera sbattono i gioielli sui tavoli eccetera così via. Un po' nel tempo il gioiello si deteriora. Allora la proposta, c'è un grosso progetto di riuscire a ricoprirli con degli strati nanometrici che siano trasparenti, che non modificano la bellezza del gioiello e così via, ma che gli dia una resistenza superficiale in modo tale che il gioiello non si deformi, non si rovini. Siamo appena partiti con questo studio. Vabbè, ovviamente ci sono nel campo dell'automobile, nei serramenti, nella componentistica sportiva, negli elettrodomestici,
Poi le nanotecnologie vanno molto nella sensoristica, vi ho fatto vedere che la piccola cosa del DNA, però per esempio sono stati messi a punto dei sensori per i gas tossici, basandosi su nanotecnologie. Poi con l'analisi del DNA, quindi applicazioni mediche e diagnostiche, e quindi i settori sono la meccanica, la chimica, la tessile, come dicevo, ho fatto degli studi interessanti, la pelletteria, la sensoristica, la farmaceutica e la pietra, cioè riuscire a ricoprire e proteggere la pietra dagli agenti atmosferici. Bene, sono alla chiusura. Questo ho preso Archimede Pitagorico, sarei io in laboratorio, mi sono portato 3 nipoti, perché con i tagli di fondi per la ricerca l'unica soluzione è di rivolgersi ai nipoti che ci diano un po' di mano, insomma, nel laboratorio. Vi auguro a tutti voi buona serata e ci rivediamo il 13/4, sempre qui, sempre a solita ora. Grazie a tutti.